Quest'anno ci sarà la prova dei studenti di medicina, i cui esiti li sapremo penso in tempi brevi. Una parte di questi, pur avendo allargato il numero chiuso che c'era, una parte di questi ovviamente non faranno gli studenti di medicina, però nella loro scheda hanno fatto l'opzione per laurea in infermieristica, per cui quelli che rimangono passeranno ovviamente in infermieristica. A Treviso, sede staccata dell'Università di Padova, 100 i posti disponibili per medicina, ma ancora di più quelli per infermieristica, un settore che oggi più che mai ha bisogno di nuove forze. Noi all'oggi abbiamo circa 150 iscritti nelle professioni sanitarie e infermieristica, a laurea in infermieristica. Dovremmo arrivare a 200 perché i posti sono 200, ma sono convinto che ci arriveremo. Il problema della carenza di personale sanitario si fa sentire anche qui. Un mestiere che richiede sì competenze tecniche solide, ma anche disponibilità a turni impegnativi e, soprattutto, capacità di dialogo ed empatia con i pazienti. Chiaro che il problema della carenza di infermieri rimarrà un problema legato soprattutto alla crisi vocazionale, perché è un lavoro, è un bel lavoro, che è un contatto con la persona, che è la presa in carico della persona, però bisogna avere appunto una vocazione a far questo. Come affrontare l'emergenza e rendere più attrattiva questa professione? Non basta solo fare informazione o sensibilizzare. Dovremmo agevolare le giovani donne, perché sono quasi tutte donne, la sanità è ormai quasi all'80% donna, creando spazi per gli asili nido, dando tempi lavoro-casa, cioè cercando in qualche modo di trovare quelle soluzioni per fare in modo che la donna mamma possa tranquillamente fare il suo lavoro senza ovviamente portare via amore e tempo alla famiglia. La Regione Veneto ha già mosso un primo passo introducendo un voucher di 1.000 euro per incentivare le nuove immatricolazioni. Una bellissima iniziativa che credo che questo andrà sicuramente a incentivare l'iscrizione alla scuola di infermieristica ed è un segnale importante che la Regione Veneto dà e quindi un'attenzione particolare per gli infermieri e per la laurea in infermieristica.